Pandora! Kratos, sei tornato! Dimmi dove sei. Sento qualcosa, è vicino! Dimmi solo come trovarti. Il labirinto! Trova il Ah! Aiuto! Aiuto, Kratos! Pandora! Pandora, cos'è successo? Dove sei? Figlio mio, ti immischi in questioni che non puoi capire. Sta alla larga da questa cosa! Zeus! Zeus! Sparite. Kratos. È passato così tanto tempo. Anche se non sei più il dio della guerra, il mio letto è anche il tuo. Non ho tempo per gli svaghi, Afrodite. Sai da quanto tempo un vero uomo non entra nelle mie stanze? Quei ponti sono ormai quasi tutti in rovina. Zeus si rifiuta che quello stupido mortale Dedalo lasci il suo prezioso labirinto per venire qui a ripararli. Ah, ecco cosa ti agita tanto. Stai cercando di comprendere il meccanismo di quel ponte. Gli uomini e i loro giocattoli. Solo mio marito potrebbe sistemare quei ponti. E sappiamo entrambi che è un buono a nulla. Bene, te lo chiedo di nuovo, Kratos. Vuoi restare?
bello guardare. Prova a immaginare. Questa amica... Oh, santo cielo! Invidio sempre più la Nostra Signora. Gli dei ti hanno davvero benedetto, Kratos. Voi uomini e la vostra brama di guerra e vendetta. Parla a mio marito, se devi. Puoi arrivarci passando da là. Afrodite? Sapevo saresti tornata da me. Kratos! Dimmi, Afrodite ha sedotto un altro dio della guerra? Questo dovresti chiederlo a tua moglie. Io cerco il labirinto. Pensavo cercassi la fiamma. Cosa potrai mai volere da... No! Stai lontano da lei! Stai lontano da Pandora, Kratos! È colpa tua se lei si trova nel labirinto! E io marcisco qui all'inferno! Non ti ho fatto alcun torto, Efesto. Oh, invece sì, Spartano! Hai aperto il vaso! Ho fatto solo ciò che dovevo. Ovviamente non capisci. Non era facile contenere i mali della grande guerra. Ho forgiato il vaso in un potere che supera gli dei stessi. La fiamma dell'Olimpo. Mentre il metallo grezzo si plasmava, capii che la fiamma era il rifugio più sicuro per proteggerlo. La serratura era pronta, ma serviva una chiave con la quale recuperare il vaso. Creata dal cuore stesso della fiamma, la chiave d'un tratto prese vita. Pandora. Una bambina, né viva né morta. Mi ci affezionai, Spartano, e lei si legò a me come a un padre. Quando Zeus venne per il vaso, nascosi Pandora. Gli dissi che il luogo più sicuro in cui conservare il vaso era il dorso di Crono. Dopotutto, chi avrebbe sconfitto il titano? Mentii. Lo feci per salvare la mia piccola. Tu puoi capirmi, vero? Tu trionfasti aprendo il vaso e rivelando il mio inganno. Zeus mi estorse con la tortura la verità sulla mia adorata Pandora. La portò via, lasciandomi solo con il mio dolore. Ah, non capisci? Se la porti alla fiamma... Tu non capisci, fabbro degli dei! Niente mi fermerà dal distruggere Zeus! Ma se tu... Hai ragione, Spartano. Se così Zeus morirà, sarò lieto di aiutarti. Forse. Sì, certo. Ci serve la pietra di Omphalos, con cui ti forgerò un'arma. Ho già le armi. Ah, ma questa è diversa.
Quest'arma ti permetterà di ottenere la giusta ricompensa che meriti. La pietra giace negli abissi del Tartaro. Portamela e ti aiuterò.
sono? Ero certo che fossi tu ad averla uccisa, Spartano. Chi altri? Vivo nel tormento a causa tua. Dopo che prendesti il vaso dal tempio di Pandora, Zeus fu accecato dalla paura. Mi recluse negli abissi del Tartaro. Gli dei mi ordinarono di uccidere Ares. Uccidesti Ares per la tua sete di vendetta. Ma ora tocca finalmente a me impartire il castigo, Sparta. Kratos, la tua morte non sarà dolce. Hai tempo di morire. Lurido mortale! Pagherai soffrendo appena ne acquisterò la vista! Cosa mi hai fatto? Come diavolo sei? Mostrati, Kratos! Eccoti! Non c'è via d'uscita. Stai fermo, Spartano! Piccolo bastardo! Sei un insetto e come tale sarai schiacciato. Sei davvero un abile guerriero, Kratos. Dove sei andato? So che sei qui da qualche parte. Mostrati, Kratos!
sangue! Dove sei andato? Nascondendoti, rivedi la tua natura. Codardo. Perché scappi, Kratos? Non c'è via d'uscita. So che sei qui da qualche parte. Perché scappi, Kratos? Non c'è via d'uscita. Perché scappi, Kratos? Non c'è via d'uscita. So che sei qui da qualche parte. Dove diavolo sei? Basta! Ora ti parlo a me! Credimi, mangiare te sarà più sgradevole per me! Hai avuto ciò che volevi! Lasciami vivere!
Kratos? Mi hai mandato a morire! No, 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 tranquillo, Kratos. Io lo sapevo che ce l'avresti fatta. Mi serve davvero la pietra di Omphalos. Vedrai. Fai in fretta, vecchio! Un'arma del genere richiede molta pazienza. L'attesa sarà ripagata totalmente. Un'arma splendida come nessun'altra. Come promesso. Ecco qui la tua ricompensa! La mia splendida Pandora. Ti prego, risparmiala. Pandora, perdonami. Oh, Kratos.
Sono una donna troppo impegnativa per te, Kratos? La frusta di Nemesi è tua, Kratos. Chiunque si pari sul tuo cammino assaggerà il suo mosso elettrico.
Gli dissi di ucciderti. Gli dissi di ucciderti non appena nascesti. Ma lui non volle. Il mio stupido marito ebbe pietà. E ora guarda cosa hai fatto. Guarda questo. Guarda bene. Muoiono per causa tua. Tutto muore ed è per causa tua. Il sole è spento. Gli oceani inghiottiscono le terre. Il resto cede alla malattia. Faccio ciò che mi è possibile per mantenerle in vita. Ma tu, la tua feroce mattanza degli dei, ha causato tutto ciò. Ah! Pensi che questo giardino non sia protetto? Hai superato Ercole con la tua forza brutta. Ma il tuo misero intelletto non troverà mai l'uscita. Freno al pensiero di vederti morire